In una nota stampa l'ex sindaco di Agrigento Calogero Firetto, nonché già parlamentare regionale, afferma come l'autoprocesso del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè è coraggioso e fornisce un singolare e preoccupante spaccato. Una prassi, continua Firetto, ingiustificabile con le regole del buon amministrare. Afferma che c'è un problema e bisogna trovare una soluzione. 13 leggi impugnate su 23 esaminate da Palazzo Chigi dall'inizio dell'anno. E la denuncia di un andazzo insostenibile. Aggiunge di aver accettato che tante norme venissero approvate in aula per un perverso meccanismo per cui dalle commissioni arrivano le leggi in aula che, se volessimo essere rigidi, non dovremmo neanche accettare. Le leggi, continua Firetto, vengono deliberate consapevolmente in modo illegittimo, un'ammissione non di poco conto, quindi le norme vengono approvate solo per dare dimostrazione di un interessamento politico a chi dovrebbero esserne beneficiari, finendo poi per attribuire la responsabilità del rigetto al governo nazionale. La solita storia, piove governo ladro, Roma colpevole calpesterebbe un diritto acquisito, l'Assemblea regionale siciliana opererebbe a maggioranza soltanto per accontentare le lobby, le clientele, non invece che nell'esclusivo interesse dei siciliani tutti. Appare scontato, continua l'ex sindaco agrigentino, che secondo questa autodenuncia i parlamentari pagati con soldi dei siciliani investono tempo e denaro pubblico perché le commissioni hanno un costo per la collettività, soprattutto per fare leggi illegittime, cioè per fare poco o nulla. In Sicilia, in un periodo storico in cui le imprese sopravvivono a fatica, la disoccupazione raggiunge il 18% e il dato sulla disoccupazione giovanile supera il 48%, se c'è una cosa di cui non si ha certamente bisogno è di leggi farlocche. Servono invece norme che agiscono strutturalmente sul sistema economico siciliano. Se poi a questo triste quadretto aggiungiamo il fallimento della Sicilia, con 61 progetti a valere sul PNRR bocciati per manifesta incapacità della burocrazia regionale, possiamo dire che questa politica siciliana è un grande pasticcio. Unica regione, conclude Firetto nella sua nota stampa in Italia, a totalizzare 0 progetti e a perdere di conseguenza 422 milioni di euro. Sicilia, un film già visto dal titolo La grande tristezza, serve che i siciliani prendano quindi coscienza di una situazione non più sostenibile.